il primo intervento, ecco, delle associazioni. Pino Sartori è un biologo, è laureato con una tesi dal titolo Ecologia del fiume Marzenego-Rosellino nel Tato Mestrino, ha lavorato per tanto tempo come funzionario del Consiglio regionale del Veneto, è un instancabile divulgatore scientifico, è vicepresidente dell'associazione La Salsola e portavoce del forum per il contratto di fiume Marzenego-Rosellino. Questa sera ci propone una riflessione che potrebbe avere il seguente titolo: Prove di partecipazione nell'amministrazione dell'ambiente. Prego Pino, la parola a te. Grazie, saluto tutti, sono lì in linea, sì. Allora, volevo farvi riflettere un po' su, pur abdicando al mio ruolo di biologo, parlare un po' di una parola guida che deve essere associata ai contratti di fiume e a tutti gli strumenti di partecipazione attiva e che è appunto la parola partecipazione, che è uno strumento per superare la crisi di fiducia nelle istituzioni, crisi che è stata dichiarata in tanti luoghi, in tanti momenti del confronto pubblico. I sociologi ci fanno capire che la fiducia nelle istituzioni è sì determinata da momenti particolari, anche dei gravi, generali, come il terrorismo, il timore ai disastri, per esempio l'epidemia della Covid che stiamo attraversando tutti, però in effetti in ultima risultanza è un problema legato alla legittimazione elettorale e alle prove di efficienza e di efficacia che gli amministratori danno alla cittadinanza. Legittimazione non è solo il fatto che è stato un amministratore è stato eletto, ma anche deve dimostrare di essere competente a fare certe cose e ad avere un comportamento conseguente. La competenza quindi di saper fare che cosa? Quindi è un elemento importante questo. E la legittimità è fortemente legata quindi all'efficienza della propria azione amministrativa, ma anche all'operato, alle opere che l'amministrazione riesce a portare in porto. E quindi la partecipazione innanzitutto è la spia di una crisi di solidarietà sociale, quindi della delega che diamo a questi eletti, e che devono dimostrare con i fatti di capire la natura dei problemi e di affrontarli con gli strumenti giusti. Partecipazione però è anche un aspetto legato al protagonismo del cittadino, e lo aveva ben capito Don Milani con il suo motto I care, no? Il fatto di preoccuparsi di come personalmente possiamo migliorare il nostro rapporto nella collettività e la gestione delle collettività. Quindi il fatto di questa crisi di fiducia verso le istituzioni è stata riconosciuta anche dall'Unione Europea, addirittura da organismi sovranazionali come l'OCSE, che hanno dato delle direttive particolari, ci hanno suggerito degli elementi particolari per superare questa crisi. Che cosa ci suggeriscono la Comunità Europea e l'OCSE? Che la partecipazione è costituita di tanti fattori. Primo di tutto è la completa e obiettiva, affidabile informazione dei problemi che le comunità devono affrontare. In secondo luogo, che la consultazione del cittadino deve avere un percorso preciso, con regole che non portano dei trabocchetti o delle ambiguità, e che quindi i cittadini possano essere pienamente coscienti del progetto delle amministrazioni, e che la partecipazione deve avere dei tempi sufficienti perché il cittadino possa capire e dare il proprio contributo.
e che poi l'informazione deve utilizzare svariati strumenti di informazione. Quindi la rivoluzione diventa dalla semplice informazione si passa a una consultazione dei cittadini, ma deve diventare una partecipazione attiva dei cittadini, dove appunto la partecipazione diventa un corroborante del processo democratico. E quindi i contratti di fiume devono appartenere a questa categoria di protagonismo della cittadinanza, che avrà come risultato una minore conflittualità rispetto ai progetti e un minor tempo di percorso di realizzazione dei progetti e dei piani che l'amministrazione vuole portare in campo. Ecco, quindi vi prego di considerare i contratti con queste caratteristiche e allora potremo dare ai problemi dell'ambiente che conosciamo massimo riconoscimento, ma anche diciamo, fertilizzare il processo democratico. Grazie della vostra attenzione. Grazie Pino, grazie del contributo che ci hai dato.